genere e posso capirli, perché uno dice: ma allora è una rassegna stampa o no? È un imbroglio, qualcuno di voi si chiede, e non è vero che è una rassegna stampa, assolutamente prendo le distanze da questa frase. Questa è una rassegna stampa che poi uno avete la sensazione, percepite che non sia una rassegna stampa, vedete voi, guarda, vedete voi, a furia di percepire hai visto com'è finita la situazione qui a Milano, 7:32, ok, è meglio iniziare. Allora ricordiamo il nostro numero di WhatsApp, perché a proposito di rassegna stampa percepita dovete dirmi subito cosa ne pensate. La prima domanda che ho fatto è quella su Tajani: se lo incontraste per strada cosa gli direste? Dire, fare, baciare, lettera, testamento, ok? Io facciamo anche il gioco della bottiglia stamattina, dai che mi piace sta cosa. Io andrò alla festa di Fratelli d'Italia, mi hanno detto che anche i gay adesso devono arrivare da Fratelli d'Italia. Ma è vera sta cosa? Che hanno invitato i gay alla festa? Dopo ve lo dico. 34066, perché non si possono invitare i gay? Dico, ma ci arrivano senza bisogno che li inviti. No, li hanno proprio invitati. Se sei gay vieni pure e facciamo un bel outing in diretta e scopriamo di quelle cose. 3406709 anche voi nuovi ascoltatori che dite: ma cosa sta a dire questo? Sì, siamo qui a fare una rassegna stampa percepita, ma intanto commentiamo le notizie del giorno, anche quelle della notte, anche quelle che avete pensato che ci siano, le avete percepite appunto, ma non è vero, come la violenza a Milano, non è vera, Milano resta una città accogliente. 3406709 anche oggi fatemi impazzire di WhatsApp, anche audio, anche video, col filmetto mentre state facendo colazione e pucciate il biscotto guardandomi sul canale 252. Ciao con la manina. Torniamo seri? Ah no, per niente. ANSA, l'agenzia ANSA parte ancora con sta notizia: Forza Italia vota con le opposizioni, spaccata la maggioranza, richiamo di Meloni e Sammy Varin che lancia la domanda: che cosa diresti a Tajani se lo incontraste per strada? Mi fa piacere, insomma, sono entrato anche in ANSA. Il Corriere, lo strappo tra alleati, ira di Meloni, chi divide poi paga. Attenzione, questa è una frase sibillina e anche all'interno dei giornaloni quest'oggi pare che la Meloni sia un po' arrabbiata con Tajani. Dite che è vero? È gelo con Salvini e Tajani. No, non fa tanto freddo, però insomma da quest'estate noi che mangiamo pane e politica, ragazzi, l'abbiamo vomitata più volte sta politica, perché da quest'estate Tajani è diventato un po' il piddino del centrodestra, mettere i puntini sulle i, ma questa cosa però l'autonomia e però e dici: ma cosa c'è? Tutte cose che abbiamo deciso insieme prima di metterci insieme, ragazzi. È come se ti sposi una ragazza e che poi dopo non è più quella. Dice: ma come? Ma eri così adesso? Succede puntualmente. Dai, si scherza. Lite Forza Italia Lega, governo battuto. Cos'è successo? Vero che in commissione per 2 volte il governo è stato battuto e la Schlein, come se avesse vinto ancora le elezioni in un'altra regione, festeggia. Vediamo Repubblica come apre. Beirut, caroselli nella capitale, Hezbollah già si organizza, gli sfollati tornano a casa. Una buona notizia questa cosa della tregua, e non è pace, però abbiamo sentito ieri l'astrologa, se la siete persa domenica a mezzogiorno va in replica, l'astrologa non è per niente ottimista sulla situazione. Quotidiani oggi in edicola. Oggi non riesco più a parlare. Oggi parto, giusto termine, dai quotidiani meno conosciuti, perché hanno i titoli forse più belli. Vorrei sempre partire da quelli meno conosciuti, così magari ve ne faccio comprare qualcuno diverso, un quotidiano diverso, grande come l'universo. Usciamo di casa e compriamo
il manifesto. Non l'avete mai comprato, dite la verità, è la prima volta che comprate il manifesto. Io oggi lo comprerei. Alle 7:27 abbiamo sempre miau, miau, i gattini che fanno miau miau, e il titolo del manifesto oggi è Attenti al canone. Wow, wow! E si vede la Meloni in mezzo a Salvini e Tajani con una faccia come dire, mamma, e chi è quello? Un canone! Per 20 euro, signori. Cosa sono 20 euro nella vostra vita? Sono, per quelli a cui mancano i soldi, sono. Forza Italia ha deciso che il canone doveva aumentare dall'anno prossimo, ok? E ritornare a 90 euro l'anno, mentre la Lega l'aveva portato a 70 quest'anno e addirittura lo voleva togliere. E oggi su un giornalone c'è anche la storia di questa menata del canone, soprattutto come un certo UB, Umberto Bossi, veramente lo voleva abolire. Molti di voi che ascoltano questa radio da decenni, a proposito, ci date un obolo magari, ci date una mano, visto che lo chiedevamo ai tempi quando ci chiamavamo Radio Padania Libera. Viviamo grazie al vostro sostegno, anche al vostro sostegno. Andate sul sito Radio Libertà, cliccate Sostienici e fateci un bonifico di 5 euro. Barboni, straccioni, pezzenti, siamo noi pezzenti, per sostenere la nostra radio, in modo che se un regista si ammala, se uno speaker c'ha la cagherella, che ci sia qualcuno che ci sostituisce, ok? È vero, siamo insostituibili, dice qualcuno, irripetibili per fortuna, ma tuttavia avere qualcuno in più che ci dia una mano, questo riusciamo a farlo se ci date una mano attraverso il sito radiolibertà.net, facendoci un bonifico di 5 euro, che non è poi così tanto, oppure se questa mattina andate al mercato o verso la posta, entrate in posta, prendete uno di quei moduli bianchi e ci scrivete conto corrente postale 37671294. Siamo anche vicini a Natale, porco cane, e fateci un regalo. Lo ripeto, estrazioni del letto 3 7 6 7 1 2 9 4. Il conto corrente postale di Radio Libertà. Basta che scrivete questa cifra, poi lo intestate a Radio Libertà e poi ci aggiungete quello che volete. Fossero 5, 10, 50 euro, e sostenete la nostra radio e sostenete questa che non è una rassegna stampa, ma la percepite diversamente. Va bene? Sono riuscito a convincere Davide, sono convincente, dice di sì, dice sì come ai matti, altro che. Allora, attenti al canone è il bellissimo titolo del manifesto. Oggi in pole position per essere acquistato, facciamolo strano, compriamo il manifesto. Ma se foste delusi da questo titolo, io andrei sull'Unità. Adesso, ma neanche a Radio Popolare fanno una pubblicità del genere all'Unità, anche perché non c'entra niente con loro. Forza Italia vota con la sinistra, la Rai porta Meloni in minoranza. Ragazzi, titolo, bisogna un attimo pensarci, però ci mettiamo un po' noi di destra, però poi ci arriviamo, sì. L'Unità scrive anche l'Europa in mano alla destra, e questi zitti quatti sono concetti veritieri. L'Unità dice la verità, che non capita spesso. Siamo ancora su giornali minori, ve l'ho detto, oggi sono più belli i titoli di questi giornali meno conosciuti. Il Riformista titola Sbanderai. Ragazzi, oggi ci tocchiamo tutto ciò che c'è di ferro e anche non di ferro sotto mano. Il Riformista porta una sfiga che neanche la Stampa l'altro giorno, che scriveva che la Meloni se la prende con gli immigrati, poi vedi cosa hanno fatto gli immigrati. Sbanderai, ci voleva uno che faceva le corna. Lo sgambetto di Forza Italia, no al taglio del canone, la Lega si vendica, perché anche noi non
abbiamo sì, quell'emendamento sulla sanità della Calabria non l'abbiamo votato, la Lega, così siete contenti voi che avete solo Nord, non t'è visto, ma la Lega si vendica, Meloni teme lo scontro aperto, invece non è vero assolutamente niente. Chiudiamo i titoli dei quotidiani meno conosciuti con l'identità, taglio del canone Rai, pronti partenza stop, Garavaglia sul no di Forza Italia alla proposta della Lega, si è andati un po' oltre quelli che sono i principi di leale collaborazione. Guarda che Garavaglia è un pezzo di pane, lui è sempre allegro eccetera, e lo salutiamo, lui e la sua dolcissima mogliettina che ascolta Radio Libertà, però gliel'hai tirato fuori, quindi l'identità titola così, magari lo trovate in edicola, se insistete, se vi incacchiate con l'edicolante riesce a procurarvela. C'è ancora un titolo bello, altro giornale che dovete veramente piangere per averlo in edicola, sto scherzando, però non sono facili da recuperare. Sai che fatica che ho fatto io ad avere questo? Ragazzi, ho girato e rigirato senza sapere dove andare e alla fine l'ho trovato. La notizia si chiama così, il giornale si chiama La Notizia. Ve lo dico? Guarda che questo è davvero potente, forse il titolo più potente del giorno. L'inciucio Meloni Schlein benedice il bis di von der Leyen che prepara l'Europa all'economia di guerra. Ditemi un po', cioè altro che maga, astrologa, eccetera. Cioè questi hanno detto tutto. Con questo titolo noi non l'abbiamo votata la von der Leyen, tanto per ricordare, perché subito qualche ascoltatore mi può scrivere noi no, come la famosa trasmissione. L'inciucio Meloni Schlein benedice il bis di von der Leyen che prepara l'Europa all'economia di guerra, ok? E l'editoriale, aspetta che mi addentro pericolosamente nella notizia, l'editoriale di Antonio Pitoni si intitola Von der War. Von der War, guerra. Vi basta? Penso che sì. Cioè, cos'altro posso... penso di aver fatto miracoli questa mattina. Grazie per il gentile ascolto. Me ne vado via. No, non posso andarmene, no. Mi sostenete per favore con un WhatsApp, tanto per dire Sammy, sì, sei bravo, fai cagare, 340 6709 659. Anche tu ascoltatore che passi per caso e che dici cosa sta succedendo su questo canale, c'è Sammy Varin che sta cercando di fare una rassegna stampa, una timida rassegna stampa. Tu puoi commentare le notizie che leggo, qualunque tipo di notizia, qualunque pensiero tu abbia, politico e non, anche sulla cronaca, cosa succede. Mi ascolti da Piazzale Corvetto? Che fai lì? 340 6709 659 e commenta le notizie del giorno. Ma chi t'ha detto di partire dal Corriere? Ora si può litigare con un computer? Non mi è mai capitata anche a voi, è vero? Va bene, c'ha ragione lui, parto dal Corriere. Giuro che non volevo, volevo partire la Verità, Libero, cioè sai quei giornali che uno dice oh, un bel titolo, ok, va bene, parto dal Corriere. In centropagina, per vostra felicità, il canone, lupo de lupi, Rai, strappo tra alleati, bocciata la scelta della Lega, che però non ci avete descritto che cosa volevamo, che volevamo abbassarlo, mentre Forza Italia lo vuole alzare. Niente, il Corrierone scrive solo così: bocciata la scelta della Lega, che reagisce astenendosi sulla sanità in Calabria. Oh, non è che ce l'abbiamo con voi malati calabresi, ci manca, era una commissione, si scherzava, era solo un emendamento. PD e 5 Stelle dicono sono a pezzi, sì, perché voi state bene.
Sottospecifica, per fortuna, sul taglio del canone Forza Italia vota con l'opposizione, cioè gentilmente lo dice, ha votato col PD Forza Italia. Meloni inciampo che non giova, ok? Giova notti, ecco. Medio Oriente, in migliaia tornano al sud, si vede che stanno facendo il bagno questi, in costume da bagno. Israele, non fatelo, dopo la tregua soldati israeliani si rilassano in una sorgente sulle alture di Golan, mentre a Beirut sventolano bandiere Hezbollah. In poche parole, la tregua sta reggendo, il patto con Netanyahu, e noi sinceramente lo speriamo in Medio Oriente, ma speriamo anche sul fronte Russia, anche se ribadisco e discoriba la nostra astrologa, ma quella sempre, dice, poi ci azzecca, non è molto ottimista. Siamo sul Corrierone, Commissione Europea, via libera al bis di Ursula, ma la fiducia è la più bassa mai registrata. Via libera al governo von der Leyen bis, la nuova Commissione Europea ha passato l'esame dell'Aula di Strasburgo con 370 voti a favore, 282 contro, 36 astenuti, solo 10 in più della maggioranza necessaria. Oggi è un bel giorno per l'Europa perché il voto mostra la tenuta del centro, la prima dichiarazione di Ursula. Per quanto riguarda i partiti del nostro paese, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno votato a favore, la Lega ha votato no. La Lega ha votato no, lo dico anche per quelli duri. Mi sentite? La Lega ha votato contro. Sto campionando, ok, vabbè. Contro la von der Leyen. Voto contrario anche da parte del Movimento 5 Stelle. C'è ancora? Ma dai, adesso non si chiamano i figli delle stelle. Noi siamo, secondo me, Sorrenti si incazza come una biscia. Cioè, che cambiano nome, che si chiamano figli delle stelle, che viene anche la battutina, sì, siete figli di qualcos'altro, ma io fossi Alan Sorrenti, ma li denuncio immediatamente, e gli useranno anche la canzoncina, magari, ma altro che Vasco Rossi, quello diventa ancora più cattivo, che Sorrenti cattivo, ragazzi, È meglio di Garavaglia, un pezzo di pane, veramente, grande Alan Sorrenti, grande. Dici che stiamo tirando su l'audience questa mattina, non riesco quasi ad aprire la pagina di WhatsApp, non riesci a caricarli, ne stanno arrivando a quintalate, che poi ti devi anche chiedere, Sammy Varin, capisci anche la scemenza, ma quando cavolo li leggi? Come fai a leggerli tutti? Ieri ce l'ho fatta, perché io sono in onda anche dalle 11 a mezzogiorno e abbiamo un po' di spazio e vi leggo tutti quelli che non ho letto nel corso della rassegna stampa. Se poi dovete lavorare, siete lì sotto la vostra ditta dove lavorate, aspettate le 8 per entrare e poi mi perdete, tranquilli, questa sera dalle 20 alle 21 c'è in onda la replica del peggio o del meglio della rassegna stampa, cioè tutta, perché è tutta una cagata, una roba, ma stiamo scherzando, dai. Cosa devo dire? Ah sì, Roghi a Milano e scontro politico, e anche il Corriere, ma come un po' tutti i giornaloni, quelli importanti, intervistano e il padre di Rami, e quel ragazzo che è morto dopo la cosa che ha fatto, è scappato dalla polizia e hanno fatto un incidente, sono andati contro non so cosa, il motorino è caduto e quello è morto. Devo dire, io mi aspettavo un padre come il figlio, no, tutti fascisti, tutti razzisti, cioè il padre è una persona dolcissima, una persona che uno dice cavolo, ma lo vorrei io un padre così, la battuta naturalmente. Roghi a Milano, scontro politico, il padre di Rami, no ai violenti. Abbiamo fiducia nei magistrati, non vogliamo vendetta, ma sapere cosa è successo. Ci dissociamo da tutti i violenti. Rami ormai era più italiano che egiziano. A me viene a dire, sai che bello, se sono tutti così, quelli che diventano più italiani che egiziani, ma così il padre Yeia Elgam, padre del 19enne morto al Corvetto di Milano mentre fuggiva in scooter inseguito dai carabinieri. Il sindaco Sala ha parlato
e questa è una notizia, ragazzi, perché era da giorni che stava zitto, c'ha sempre una reazione che veramente non ti aspetti, ma perché ti vuole stupire il sindaco di Milano, sta lì zitto zitto zitto, quando hai perso le speranze, salta fuori. E ieri, per far vedere che saltava fuori, cosa ha fatto il sindaco di Milano? Ha inaugurato un centro di accoglienza. Giuro, no, adesso cominciate a fare come mia moglie, che non mi prende mai sul serio, non riesco mai a dire una roba, non mi credono mai in famiglia. Adesso cominciate anche voi ascoltatori a non credere a quello che vi dico, cioè faccio una rassegna stampa che è già percepita, adesso pensate che vi titolo i titoli inventati. Siete veramente imperdonabili, ascoltatori imperdonabili. Per farvi perdonare andate sul sito radiolibertà.net, cliccate sostienici e fatemi un bonifico da 5 euro, per favore, fatelo. Le risse, i modelli, l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere, estremisti e vuoto politico. Anche qui, ragazzi, una sfiga che metà basta, e allora sai che faccio? Vado all'interno del Corriere, tanto per peggiorare la situazione, lite Forza Italia Lega, governo battuto, Meloni, l'inciampo non giova, giova o non giova? Adesso ricomincia a cantare, l'hanno rimesso tutto in tocchi, ma c'è Giovanotti. Complimenti a Giova, ma intanto l'inciampo non giova. Canone, Forza Italia vota con l'opposizione. Non ce lo dimenticheremo mai. Questa cosa è davvero. Se incontraste Tajani per strada, che cosa gli direste? Questa è la domanda che sta facendo l'agenzia, sta uscendo su tutti i siti, è pazzesca sta cosa. Vabbè, ma è uno scherzo. Però è uno scherzo che ha un suo contenuto. Forza Italia ha votato con l'opposizione per aumentare il canone, perché loro di soldi ne hanno, si vede, non hanno questi problemi. 20 euro più, 20 euro meno, diceva Cattaneo l'altro giorno, non ti cambia la vita. Il partito di Salvini si astiene su un provvedimento dell'alleato, cicca cicca. Sul paginone del Corriere, però, pagina 2, l'articolo che ci interessa e questo, mamma che faccia da incazzati, guarda questa foto, c'è Salvini che neanche quando non avevamo i soldi per pagare la corrente, era direttore di Radio Padania, non l'ho mai visto così incazzato neanche quel giorno. E Tajani, guarda Tajani, ma cos'è che gli è successo al naso? C'ha un naso strano, no? E sono i pixel che fanno gli scherzetti, che i giornalisti del Corriere, i grafici del Corriere. Dalla disobbedienza di Bossi a Matteo Donascimento c'è anche una certa ilarità, capite? C'è proprio la ridarola gli viene a Tommaso Labate del Corriere quando scrive questi articoli, poi se li rilegge il titolo e lo senti ridere in redazione, tutti che lo guardano, che cazzo ride quello? Sto leggendo il mio articolo, no? Il tira e molla sulla tassa TV, quando la leader di Fratelli d'Italia paragonò Renzi all'imbonitore. La storiella di Tommaso Labate però va letta effettivamente, Tommaso, però io te la leggo. Sull'abolizione, anche perché parla anche di Bossi, dalla disobbedienza di Bossi e di tutti noi, perché tutti noi siamo stati disobbedienti sul canone, lo dico anche io, sì, lo ammetto, non ho pagato il canone Rai, anch'io. Anche tu, bastardo. Sull'abolizione del canone Rai o siamo di fronte a una folgorazione e quindi attendiamo che si scusi pubblicamente, o è la solita televendita di Matteo Donascimento, questo è un virgolettato, trattandosi dello stesso tema che ieri ha mandato in cortocircuito la sua maggioranza e soprattutto essendoci di mezzo Matteo, la frase di Giorgia Meloni, l'ha detta lei, con tanto di rimando al mago che battezzava le televendite di Vanna Marchi, sembra pronunciata ieri e indirizzata a Salvini, invece l'ha detta tanto tempo fa. L'attuale Presidente del Consiglio pronunciò queste parole nel 2018, quando a chiedere l'abolizione del canone Rai era stato l'altro Matteo. Già, Renzi, colui che da Palazzo Chigi si era speso per abbassarlo e inserirlo nella bolletta elettrica, cancellando l'evasione.
siamo rimasti tutti malissimo su sta cosa, veramente. Cioè, chi si inventava le robe più strane per non chi si faceva suggellare il televisore finto e chi nascondeva il televisore, ne abbiamo e siamo riusciti anche veramente per anni a non pagare il canone Rai, stanno bussando, sono quelli della Rai. No, Gioda, ma scherzavo! Non sapete che questa è una parodia di rassegna stampa? Che ciò che dico lo nego subito dopo? Dai, presto che tardi, insomma, con quella mossa inserire il canone nella bolletta è arrivata proprio mentre il suo successore Gentiloni si dava da fare per abbassare la soglia di reddito che contemplava l'esenzione dell'obolo radiotelevisivo. Renzi si andava ad aggiungere a Luigi Di Maio e allo stesso Salvini, che proprio in quel 2018 impressero a fuoco nei loro programmi futuri che il canone s'aveva da levare. Il primo, candidato premier dei 5 Stelle, si era spinto oltre: cancelleremo anche il bollo auto, ma senza dar seguito alle promesse, anche perché da opposizione si era fatto governo e farsi governo voleva dire un po' farsi Rai. Perché in fondo, lo insegna la storia, la Rai e il suo canone sono un po' come il vecchio potere descritto da Giulio Andreotti nella sua celebre massima: logorano quelli che non ce l'hanno. Lo spiegò benissimo Beppe Grillo, che più di una volta aveva consegnato a beneficio dei suoi seguaci dei trucchetti criptolegali per non pagare, quasi a mo' di tardiva vendetta contro l'azienda che l'aveva lanciato, salvo poi scaricarlo dopo la battuta sui socialisti cinesi. Ve ne traccia sul suo profilo Facebook. Attenzione, ecco cosa bisogna fare per non pagare il canone Rai, 30 giugno 2016, non più sul suo blog, la pagina che stai cercando non è presente. Nulla che Umberto Bossi non avesse già inventato 30 anni prima, quando era ancora il barricadero leader della Lega di lotta e non l'uomo che sul canone Rai si sarebbe ricreduto predicandone il pagamento, responsabile persino all'epoca della rivolta fiscale promossa contro Prodi. Il primo senatore, durante l'edizione 93 della Bergenfest ad Alzano Lombardo, disse dal palco che un buon leghista avrebbe dovuto dirottare il pagamento della cifra del canone su un conto corrente intestato al sindaco milanese Formentini, che chiederà una rete per il nord. Luigi Maffeis, consigliere comunale del Carroccio a Ponte San Pietro, prese nota e condusse la battaglia fino a quando non rimase solo. Dopo 10 anni gli bussarono a casa gli esattori che pignorarono la televisione, un tavolo e 4 sedie. Quando minacciarono di portargli via anche la macchina su cui aveva montato un autoradio, la moglie lo mise alle strette: o me o Bossi. Scelse lei e riprese a pagare. Bella, bella, bisogna anche dirla. Tommaso Labate ha ragione a ridere del suo articolo, divertente, ve l'ho strappato un sorriso, manco oggi siete musoni, ma sono arrivate anche alle 8 e certo, Sammy Varin si ferma, c'è la pausa musicale, il pianista delle 8 è Mauro Pagliarino. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
Si chiama Mauro Pagliarino, in arte Mauro Ravn, col V doppio, Ravn, pianista, compositore. Lo abbiamo scoperto per una cliccatissima, paurosissima colonna sonora di Halloween, ragazzi. Sì, fa anche le musiche dell'orrore, ma sa fare pure questa che è Chill Night. Il pezzo si intitola Galaxy Time, lo trovate su tutti gli store digitali, ma anche su YouTube. Veramente ne ha fatte centinaia di pezzi, Mauro Ravn, e noi lo seguiamo e ogni mattina mandiamo un pianista intorno alle 8, li facciamo girare. Se conoscete qualcuno di veramente in gamba che non sia già famoso, quelli famosi non hanno bisogno di Sammy Varin, mi scrivete una mail sammy.varin@radiolibertà.net o cercate Sammy Varin sui social e me lo fate sapere. Te capì? Anche attraverso WhatsApp al 340-6709-659. In questa rassegna stampa finta, percepita come la sicurezza a Milano, ci sono tantissimi WhatsApp. Qualcuno ve lo leggo subito però. La domanda che ho fatto alle 7:30 questa mattina è: se incontraste Tajani per strada, che fareste? Allora, leggo solo le risposte trasmettibili. Walter lo scanserebbe, guarda come sono proprio gentili. Diciamo che lo scanserebbe. Tajani: hai rotto i cocomeri, questo gli parlerebbe addirittura. Se incontrassi Tajani gli direi: non provi vergogna, fai proprio schifo. Chiaramente qui si parla di politica, ragazzi, mai robe personali. Ciao Sammy, quando trovi 10 minuti di tempo riesci a rimandare l'intervento della Meloni qui in radio con te, dove ci prometteva l'appoggio all'autonomia? Cacchio, che memoria che ha questo Raul. In questo caso verba non volant. Bravo Raul, io me l'ero dimenticato. Ho intervistato Giorgia Meloni qualche annetto fa e c'ho ancora qua il suo numero, assolutamente, e diceva, gli ho chiesto a un certo punto se avrebbe appoggiato l'autonomia qui in Lombardia, perché c'era qualcuno del suo partito che faceva un po' gnignero in regione, e ha detto assolutamente sì. Cacchiolina, Raul, che flash che mi hai fatto venire, veramente. No, ma loro l'appoggiano l'autonomia e c'è qualcun altro. E dovevo intervistare Tajani, che ai tempi forse era solo un giornalistone un po' grande e grosso. Cosa succederà con Forza Italia? Sabato, tramite ufficio postale vi manderò 50 euro. Grazie Roberto, si dice sempre così, però fallo davvero, Non dire le bugie, vai in posta, fai la coda coi marocchini, poi quando sei arrivato prendi in mano il modulo bianco, conto corrente postale 3767 1294, lo intesti a Radio Libertà Milano, ci scrivi la cifra, 50 euro. Cavolo, sono tanti, ma a me bastano 5 euro, perché in questo momento siete 60, 80, 100.000 ascoltatori, 500.000, ma non lo so, chi vi conta? Se ognuno di voi, magari, 5 euro, ragazzi, riusciamo a inventarci un altro Sammy Varin qua di fianco a me, che ogni tanto prendo fiato e va avanti lui. Ci date una mano? Anche attraverso il sito radiolibertà.net, cliccate sostienici e poi ci fate un bonifico con la carta di credito, così si aiuta la libertà, quella vera, anche grazie a una rassegna stampa percepita come questa. Ancora WhatsApp. Ciao Sammy, fate il codice per versare il 5 per 1000. Adesso Luca, allora, prima di tutto non siamo una onlus, non facciamo beneficenza a nessuno qua, neanche a noi stessi, per cui non possiamo farlo. E poi il bello è proprio di alzare il culo dal divano, uscire, comprate il manifesto che oggi ha un titolo bellissimo e intanto per compensare andate in posta e ci fate un versamento di 5 euro. Poi con la carta di credito è ancora più facile sul sito di Radio Libertà. Per Natale, auguri, devo iniziare a fare gli auguri, o manco un jingle di auguri quest'anno, perché non ve li facciamo gli auguri. Per avere gli auguri ascoltate Sammy Varin nella rassegna stampa. Che notizia di M? No, aspetta, però prima Luca diceva anche cosa farebbe se dovessi incontrare Tajani. Gli direi
che lo compatisco, perché oltre alla disgrazia di essere un italiano, questo è secessionista già, ha anche la disgrazia di essere un gabelliere dello Stato oppressore italico. Gabelliere non lo sentivo veramente dai tempi di Bossi, davvero, davvero. Però è vero, cioè noi volevamo diminuire il canone e quelli di Forza Italia che sono ricchi, se votate Forza Italia vuol dire che siete abbienti, riccastri, e loro lo fanno aumentare. Non è normale, tutto per favorire Mediaset affinché la torta pubblicitaria di Mediaset non diminuisca, perché se dai meno soldi alla la Rai deve alzare il tetto pubblicitario e gnam, li mangia un pezzo di torta pubblicitaria Mediaset. Malpensante di Sammy Varin, ma no che non è così, cosa vai a pensare? Ancora WhatsApp, ragazzi, siete completamente pazzi questa mattina, non vi fa bene ascoltare questo canale. Girate 10 minuti su Radio Popolare, che vi corroborate un attimo, e poi tornate da me. Ci state? Tajani, dici chi ti paga per continuare a contrastare il lavoro del governo. Bello, mi alzo in piedi, applauso a scena aperta per Marco da Milano, applaudi anche Davide, assolutamente sì, è chiaro che ci vuole sempre rispetto, assolutamente, altrimenti cantiamo tutti la canzone di Zucchero. Direi frotto le veritiere, che notizia di M, questi poi sono, uno commenta, no? Le cose che io dico al momento, ma io non so di cosa state parlando, però vi ringrazio. C'è anche un messaggio audio, cosa faccio? Lo mando? Ho un po' di paura, proviamo, tira sul cursore. Ciao Sammy, Ciao. Se trovassi Tajani per strada gli direi che sarei molto felice il giorno in cui uscirà da questa maggioranza. Porca. E quel giorno userei una mensilità del mio stipendio per festeggiare e pagare una lupuliana e sontuosa cena ai miei colleghi di lavoro. Ma no, Mettiamo a sorridere. Ciao, buona giornata. E sorridere, ma la mensilità dalla noi, ma cosa fa? Festeggiate per conto vostro? Non scherziamo, Se Tajani esce da questa maggioranza, cade la maggioranza, così come se esce la Lega, perché può arrivare anche Renzi, ma non basta, capito? Quindi non scherziamo, la maggioranza c'è, è coesa, abbiamo avuto qualche screzio, l'inciampo c'è sempre, come quando mio figlio Elia lascia in giro le scarpe, io ci inciampo ogni volta, ma non si cade, barcollo ma non mollo. Se un giorno cado, Elia, poi vedi. Buongiorno signor Tajani, qui c'è anche la letterina. Ma lei perché fa gli interessi degli altri e non dell'Italia? Ci scrive Mauro. Caro Sammy, la vera notizia non è il canone, basta buttare la TV come ho fatto io, ma che ancora una volta alla statale di Milano i democratici isterici di sinistra hanno impedito una conferenza sull'accogliere la vita. Queste sono le notizie da mettere in evidenza, altro che banane da 6 milioni. Le banane. La banana, vita da canone. Ecco che Forza Italia comincia piano piano il lungo cammino verso la crisi di governo per realizzare il grande sogno, l'asse PD Forza Italia ma sai che non è il primo che me lo scrive sta roba, per un duraturo regime liberal comunista. Gianluca, sei maco Gianluca, Sei un po' come Zelensky, chiedi sempre soldi per la radio. Radio Padania Zelensky adesso. Io però fate l'amore non la guerra, non chiedo mica armi, ragazzi, non vado mica in giro col macetino, cosa credete? Buongiorno, ho ripreso ad ascoltarvi perché mi fate compagnia al lavoro, ma soprattutto mi fate molto ridere. Questo è bello. Anche a casa. Io dico cazzate tutti seri che mi guardano. Che è anche brutto, perché allora o non la capiscono oppure fanno apposta per farmi star male, perché cioè uno cerca di essere spiritoso a tavola, mia moglie Marta, la Tabata, Elia, tutti che mi guardano, che cazzo ha detto questo? Era una battuta! No, si scherza, ridono a crepapelle a casa Varin, però no, questo ride invece per la vostra imparzialità, perché siamo imparziali, questo è il più bel complimento
Ma che cavolo dice questo? Noi non siamo imparziali, siamo Radio Libertà, voi potete dire quello che volete, ma noi diciamo quello che c'è scritto sui giornali. Oh, e non me li invento i titoli come qualcuno di voi pensa. Ciao da Barletta, clima, cibo, mare, belle donne, Disma. Ciao Sammy, avanti tutta. Che bello stare a Barletta a ascoltare Radio Libertà, perché lo sai, se hai un autoradio recente, un'auto recente, nella banda DAB dell'autoradio ci si sente in tutta Italia, e con che audio! Cioè io mi potrei mettere a cantare una canzone, e lo farò una mattina di queste, sentite un audio, se poi aprite le portiere lo fate sentire anche a tutte le case vicino, scegliete la canzone che Sammy Varin volete che canti, tanto c'è Davide che ormai è diventato un must con l'intelligenza artificiale e che tranquillamente mi fa cantare, ma hai fatto una pernacchia, no? Si è soffiato il naso e ti può inventare la voce che volete, ma lo volete dire che si tratta di 20 euro annue, divise in 6 rate bimestrali, totale 1,85 euro mensili, raccontatela tutta. No, sì, Francesco, so che è da qualche giorno che continui a scrivere sta boiata, hai ragione, ma noi siamo persone precise e soprattutto volevamo veramente, veramente aiutare gli italiani. Grazie a questo non avremo mai 400 euro per il momento, vi dono 400 euro se torna Cainarca alla rassegna stampa. Basta, me ne vado, basta. Arrivederci, basta. No, mi sono offeso, ma scusa, cioè alle 5 meno un quarto mi sono svegliato, mi nascondo qua dietro, alle 5 meno un quarto mi sono svegliato, no, inutile, cosa mi segui? Io vado via, mi nascondo meglio, così non mi vedi. Alle 5 meno un quarto mi sono svegliato stamattina e questo ci dà 400 euro se torna a Cainarca a fare la rassegna stampa. Guarda, meriti un Sammy Varin, un surplus di Sammy Varin, un'overdose di Sammy Varin. No, stiamo scherzando, io sono contento. Non versate 400 euro. E Cainarca fa l'auto da fe dopo le 10:30, ragazzi. La trasmissione più bella perché è quella che voleva fare lui e la fa con approfondimenti bellissimi. E sai cosa mi ha detto Cainarca? Mi ha detto: tanto i giornali si parlano addosso l'uno con l'altro. Ed è vero, però ci vuole qualcuno che la metta giù meno drammatica la cosa. E chi ha scelto, secondo voi? Lasciamo stare. Sammy, dove sei? Spero di non incontrare Tajani. Lo ritenevo un inetto politicamente. Adesso, fin da quando è stato presidente del Parlamento della Gabbia Europea, come ministro degli esteri che fa? Sa solo inciuciare coi sinistri nemici dell'Italia. Che schifo. Posso dire che sono d'accordo? No, è meglio di no, va bene. Sammy, riesci a donarci un sorriso anche quando ci comunichi il letame del mainstream? Grazie, questa è il complimentone con il quale lo posso scrivere sulla mia tomba. Ecco, quando morirò, scrivetemi questa frase, ve la ripeto e prendete nota. Sammy, riesci a donarci un sorriso? È un po' lunga però, anche quando ci comunichi il letame del mainstream. Fate uno speakerato, tanto adesso ci può inventare tutto. Quando arrivi alla tomba di Sammy Varin, con la cuffia, voglio la foto, schiacci il bottone e si sente un pernacchione, no? I grullini, figli delle stelle nane, non scherzare su sta roba, guarda che non è una voce, è nata l'associazione Figli delle Stelle per portare avanti ancora, insomma, Beppe Grillo non c'entra niente, no, però Figli delle Stelle si presta a tante meditazioni, ognuno ha il proprio grado di scemenza perversa, anche sa la scemenza politica. La Rai fa schifo da almeno 30 anni, servizio pubblico di indifferenziata che pago già con la Silea SPA, di essere in qualche zona che non conosciamo. 20 euro. Sono 6 giorni di riscaldamento con la stufa a pellet, e questa è una bella frase, da non scrivere sulla tomba, però ci sta. 20 euro, il canone che volevamo tagliare noi, che Forza Italia invece ha aumentato. 6 giorni di riscaldamento, quindi per 6 giorni senza riscaldamento. Questa frase
capitale. Sammy, sei fortissimo. È Marco Rizzo che mi sta scrivendo: grande Lega, in Europa ha dato una bella prova di carattere, ottimo Salvini, quelli di Forza Italia sono inaffidabili, morto Silvio, finita Forza Italia, e col cavolo prende più voti di prima. Grande Marco Rizzo che sta ascoltando Radio Libertà. Non è vero, vi piglio in giro, era Battista, dai, ci avete creduto? Io l'ho invitato qui in rassegna e non mi caga. Questa notizia d'agenzia: Marco Rizzo non gliene fotte niente della rassegna di Sammy Varin. Stefano Tajani: se lo incontrassi gli stringerei le mani e lo ringrazierei. Quante mani hai? Per la tassa extraeuropea, lo ricordo agli altri amici, per i pareri contrari alla sospensione delle multe inutili ai non vaccinati. E anche questa è una cosettina che vi viene alla memoria. Sì, mi fermo, voi continuate a scrivere WhatsApp anche su questo. Cosa direste a Tajani se lo incontraste per strada? 340 6709 659. Io torno sui quotidiani oggi in edicola. Il Giornale, finalmente me lo fai vedere, fammelo toccare, eccolo, lo sto toccando. La carta del quotidiano Il Giornale. Il titolo più importante è quello sul voto a Bruxelles: Europa, governo al via, prove di centrodestra. Ola, prova. Mi sentite? Centrodestra. Questa è Radio Centrodestra, Radio Zelensky, come cacchio me l'avete chiamato? Radio Zelensky, ma siete deficienti oggi, vero? Dal verbo latino deficior. Parte la nuova commissione col conservatore Fitto come vice. Un successo targato Meloni. Questo è il titolo principale del quotidiano Il Giornale, che però parla anche di Rai, primo inciampo in maggioranza, Forza Italia, patti chiari, amicizia lunga. Cioè, capite? Ci avete ragione su questo. Tajani dice cose assolutamente scontate. C'è la frase patti chiari, amicizia lunga, ma Tajani, potevi dire piuttosto che te una donna la tevi una gilera, il milanese non lo sa Tajani. Cioè, dire una roba del genere, patti chiari, amicizia lunga, lo direbbe anche mia nonna, veramente. Il governo è andato sotto sulla riduzione del canone Rai per mano di Forza Italia, poi la Lega ha restituito il colpo sulla sanità. Domani lo sciopero generale, Landini pronto a bloccare l'Italia, ma non ha bloccato la fuga della Fiat. Di spalla, Alessandro Sallusti, suo editoriale, lo starnuto e il cancro. Attenzione, se fate i bravi poi ve lo leggo, ma devo andare di corsa perché giustamente siamo sempre in ritardo, sempre, non capisco per colpa di chi. Luigi Mascheroni, giù la maschera, quando c'era lui. Tra i tanti articoli letti ieri sulle violenze scoppiate al quartiere Corvetto a Milano, ci ha piacevolmente sorpreso quello firmato su Repubblica da un noto scrittore, anche architetto e storico dell'architettura particolare non di poco conto, in cui si spiega che il Corvetto non è una banlieue, ricordate? Ve l'ho letto anch'io, 3 righe, che la rivolta ha una base più generazionale che etnica e che occorre preoccuparsi non solo dell'integrazione ma anche della speculazione, in questo caso immobiliare. Tutte cose pertinenti e giuste. Com'è giusto e pertinente ci è sembrato l'elogio del Corvetto, un bel quartiere, il più grande progetto di edilizia popolare costruito negli anni 20 del Novecento in città, quando dare una casa a tutti era un imperativo morale, quando una casa era un diritto, non una merce di scambio. Bei tempi. Dopo aver letto sul proprio giornale l'esaltazione dell'urbanistica del ventennio e dell'architettura, dell'attività dello IACP, degli interventi pubblici in tema di edilizia popolare, adesso ci aspettiamo che Paolo Berizzi tolga la firma per una settimana, la direzione vieti di citare il Corvetto nei pezzi di domani e il comitato di redazione prenda le distanze dall'articolo sul Corvetto, dal Corvetto in generale, anche da Berizzi, troppo cedevole su certi temi. Bisognerebbe essere più attenti a certe pericolose derive. È vero, a volte il giornalismo fa cose pessime, ma in compenso il fascismo ha fatto anche cose buone. Il quotidiano Il Giornale con Luigi Mascheroni, e ci entriamo all'interno del giornale perché anche qua lite
Forza Italia, Lega, governo sotto, Meloni smorza, schermaglie. Il piano del Carroccio sull'abbassamento del canone Rai bocciato grazie ai voti azzurri, la minoranza strumentalizza in frantumi. Oh, anche voi che ci avete acceso adesso, mi fate un whatsappino dicendomi che cosa direste se incontraste Tajani per strada? Anche che cosa direste come imprecazione o come preghiera, speriamo che non venga verso di me, qualunque cosa gli direste anche a lui, cosa scrivereste, visto che magari siete colleghi giornalisti e si scherza, ma cerchiamo di sdrammatizzare sta cosa accaduta in commissione ieri che non è successo niente, però questi 20 euro, 6 giorni di calore con la stufa pellet, non ci sono andati giù. Per sdrammatizzare un pochettino, e non è che voglio scherzare su chi ha altri gusti sessuali, però oggi il giornale lo scrive in prima pagina, Massimiliano Parente, la campagna social, se Fratelli d'Italia ora convoca sto campionando, è vero? Non riesco a dirlo, ma è successo. Ora convoca i gay, l'ho detto, ad Atreju. Cioè c'è un manifesto pubblicitario in cui si invitano i gay ad andare ad Atreju. E anche qui sembra di sentir parlare Tajani, ma è logico, ci vanno tutti. Uno può avere altri gusti sessuali, anche una lesbicuccia magari, che poi c'è differenza, no, tra gay, tra lesbicucce. Ci sono i gay e ci sono le checche. Allora, una cosa è se io sono gay e vado ad Atreju, un'altra cosa se vado ad Atreju con le calze a rete, tu dici ma tutti i cantanti mettono le calze a rete, chi ti caga, chi ti crede, e i tacchi a spillo, non va bene neanche, oggi non ne posso dire una, guarda, anche se credi che tutti i gay siano per forza di sinistra, ad Atreju puoi entrare. Questo il virgolettato del manifesto di Fratelli d'Italia. La festa di destra è cambiata, scrive Parente oggi sul giornale, e io leggo. Tra i tanti manifesti del prossimo incontro di Atreju, la tradizionale festa di Fratelli d'Italia dall'8 al 15 dicembre, ce n'è uno che è troppo carino. Anche se credi che tutti i gay siano per forza di sinistra, ad Atreju puoi entrare con la freccia verso il Circo Massimo. Guarda, si vede anche qua il manifestino. Anche perché è vero che essere gay non significa essere di sinistra, ma dimostra un'apertura che una parte della destra, quella più conservatrice, sta compiendo da anni. C'è anche del sense of humor che manca alla sinistra, soprattutto alla comunità LGBTQ++, che essendo una comunità si offende per qualsiasi cosa. Ci ascoltano anche, abbiamo quelli di come si chiama? Gayburg, gli amici di Gayburg che hanno fatto una comunità per seguire Sammy Varin dai tempi ancora che facevo il pomeriggio gender, ciao gay, essendo una comunità si offendono per qualunque cosa. Io sono sempre stato contrario alle comunità di qualsiasi tipo, è sempre noiosissima e retorica, scrive Parente oggi sul giornale. È come se, a seconda del tuo orientamento sessuale, dovessi pensare le stesse cose che pensano tutti gli altri e prenderti tutto il pacchetto. Anche perché essere di destra o di sinistra, con le tante sfumature che ci sono in mezzo tra destra e sinistra, non c'entra niente con la sessualità. In effetti conosco gay che votano a sinistra e gay che votano a destra, così come conosco etero che votano a sinistra e etero che votano a destra, ma nessuno che voti sinistra o destra perché etero o gay. Casomai cambiano solo i partner che ciascuno preferisce, ma a volte, dico io. In passato, tra l'altro, ha sdoganato molto più la cultura gay Silvio Berlusconi nelle sue reti TV di quanto abbia fatto la sinistra. Ne possiamo pensare che Armani o Valentino siano comunisti. Guarda caso gli LGBTQ non li nominano mai. Quindi Atreju io la prenderei in parola. E potrebbero davvero andarci molti gay per sentire, per parlare, per discutere, insomma accettare la sfida o semplicemente l'invito. Tra l'altro nel post Instagram di Atreju, si vede nell'immagine chi ci guarda in TV, sotto la foto del suddetto manifesto c'è una scritta altrettanto curiosa.
potresti ricrederti e innamorarti. Ti aspettiamo. Oh, potresti ricrederti e innamorarti, ti aspettiamo, non si riferisce a ricrederti sulla sessualità, immaginiamo, la canzone di Povia, Luca era gay, non l'hanno mai sentita, sti giovinastri di Fratelli d'Italia, ma sulla destra, nel senso che passi magari alla destra. E poi chissà, al di là della politica potrebbero nascere anche insospettabili amori, chi si ricrede per una ragione, chi per un'altra, chi può dirlo? Insomma, non facciamo la dichiarazione antifascista, ma facciamo un bell'outing e andiamo tutti quanti ad Atreju. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti. Ricordo, è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una moderata alta pressione interessa il nostro paese, lasciando tuttavia spazio a qualche infiltrazione instabile. Temperature stazionarie sopra le medie del periodo. In mattinata cieli spesso grigi sulle regioni centro-settentrionali a causa di foschie, nubi basse e nebbie. Maggiori spazi soleggiati al sud, seppur con qualche disturbo sul versante tirrenico, dove saranno possibili anche deboli fenomeni. Nel pomeriggio precipitazioni sparse sulle Alpi e sulle regioni tirreniche. Per il resto cieli irregolarmente nuvolosi, ma in genere senza piogge. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Beh, questo è il maestro Amedeo Minghi, è ritornato con noi con un intero album, 11 brani dal grande potere immaginifico, per trasportarci dentro la dimensione dei sentimenti. Romantico al massimo, Amedeo Minghi lo seguiamo da tanto tempo, anche se è musica importante questa, ma quando esce un personaggio di questa caratura, lo sapete, non possiamo far finta di niente. Anima sbiadita, si intitola così la nuova canzone di Minghi con un intero album, ascoltata qui sui megahertz. Anzi, non ci sono più i megahertz ormai, sono tutte frequenze strane del DAB o del canale TV, eccetera, di Radio Libertà. Il buongiorno si sente dal Barin, grazie a tutti coloro che ci stanno infestando di WhatsApp, ragazzi miei, siete grandiosi. 340 6709 659, tra poco ve li leggo. Chi se li perde perché poi deve spegnere per andare a lavorare, tranquilli, la sera dalle 20 alle 21 quasi sempre c'è il meglio o il peggio della rassegna stampa, praticamente quasi tutta, e poi dopo le 11 io ritorno in onda con Potere al Popolo e anche lì ho spazio per leggere i vostri WhatsApp. Intanto però il buongiorno si sente dal Barin e da altri quotidiani oggi in edicola, come Il Tempo, bello il titolo. Ursulina se destra, via libera la von der Leyen seconda, vince Meloni con ECR, sinistra e Verdi si spaccano, la maggioranza va con 370 voti, Fitto vicepresidente, Nesci ECR, con la sua nomina abbiamo centralità in Europa. Vero è che Le Pen tiene in pugno Barnier e Macron, vero è che comunque è un governo europeo più di destra, altrettanto vero che la Lega non ha votato, ok? Tanto per Tommaso Cerno, il suo Chernobyl, chi ha rotto le uova bio nel paniere europeo. Si parla chiaramente di nomine europee. La faida 5 Stelle, siamo sempre sul tempo, Grillo ai suoi, Conte deve fare un altro partito, ma Giuseppi spunta al Movimento 5 Stelle, c'è un tesoretto da 5 milioni. L'ex premier ringalluzzito si inventa le primarie per il campo largo, Schlein e company nel panico, e poi certo c'è la storia dei figli delle stelle, vi lascio nel panico ancora di più. Il termometro del governo, frizioni Lega Forza Italia su Rai e Sanità, ma alla crisi ci ha creduto solo la Schlein. Su Roma, certamente ogni giorno il Tempo parla male di Roma, il patrimonio del comune, immobili, la rivoluzione del Campidoglio, la Lega dice no alla sanatoria per abusivi. Questo ed altro sul Tempo di Roma, e all'interno vi segnalo l'intervista a Wanda Ferro di Fratelli d'Italia che parla del nuovo DL Flussi, batteremo gli scafisti. Il traffico di esseri umani genera un giro d'affari da 6 miliardi. Corte di Giustizia Europea, adesso ci aspettiamo una pronuncia favorevole. Fatto sta che la sinistra non dice più niente perché abbiamo aumentato i flussi e quindi magari è un po' di felicità, un sorrisino, manco morto. Intanto, visto che loro non fanno mai niente, la colpa è sempre del patriarcato, a Bolzano la ragazza salvata da una donna di passaggio, violenta 25enne, espulso marocchino. Ed è così che si fa, ragazzi, in ogni caso, espulsione e ciao ciao. E se sei regolare, ti tolgo la cittadinanza italiana. Siete d'accordo? Avete un numero di WhatsApp? Rispondetemi. CQ 340 6709 659. Questa rassegna stampa, percepita rassegna stampa, non è una rassegna stampa, è un imbroglio, ma è una scusa per svegliarvi, per dire dai, alzate la testa, c'è una buona politica ancora, rispondete, fatemi un WhatsApp, cosa ne pensate delle notizie che sto leggendo? 340 6709 659. Siete d'accordo con Repubblica che scrive la maggioranza spaccata?
Forza Italia si smarca e al Senato si schiera con l'opposizione. Il centrodestra va sotto, no al taglio del canone Rai chiesto da Salvini. La Lega si vendica e boccia un provvedimento forzista sulla sanità in Calabria. Meloni striglia Tajani. Il PD, il governo è allo sbando. Poi naturalmente l'Europa passa di misura la nuova commissione di von der Leyen, mai così pochi voti, eccola qua, e ricordiamo che la Lega non ha votato a favore. E poi vi porto subito all'interno, perché è un argomento non trattato quest'oggi, in particolare da altri quotidiani. A pagina 6 su Repubblica, Antonio Fraschilla parla del finanziamento ai partiti. Dopo lo stop del Colle si tratta in Parlamento. Il fondo del 2 per 1000 quest'anno sale da 25 a 28 milioni, mentre il PD chiede il PD chiede di avviare una discussione per ripristinare una forma di sostegno pubblico. Attenzione, lo chiede il PD, quindi noi non c'entriamo assolutamente, ma siamo d'accordo, perché per fare buona politica ci vuole di nuovo il finanziamento pubblico dei partiti. Chiaro, certificato, che non venga più fuori il solito imprenditore che dà soldi, è tutto normale, tutto onesto e perfetto, e poi arriva quello che ti indaga e ti sputtana per tutta la tua vita politica e non solo quella politica, anche se non hai fatto niente. Ripristiniamo il finanziamento pubblico ai partiti? È chiaro, ci vogliono i soldi e capiamo da dove arrivano. Avete idea a chi potremmo togliere un po' di soldi per ripristinare il finanziamento pubblico dei partiti? Ce la date un'idea, vi prego. 340 6709 659. Il Dem finati benzina, vogliamo spostare i riflettori sulle grandi multinazionali che oggi possono comprarsi per intero le forze politiche. È vero, è vero, è vero. Che facciamo? Lo inseriamo di nuovo il finanziamento pubblico ai partiti? Il Colle ha detto che ci vuole una legge ad hoc, ma non ha detto che non si possa fare. C'era prima, lo facciamo ancora. Siete d'accordo oppure no? 340 67 09 659. No, lo devo leggere questo. No. E invece sì, guarda qua. Su Repubblica, la novità. Un vaccino senza puntura, lo spray piace ai bambini, aumento di dosi in tutta Italia, l'antinfluenzale che si spruzza, spruzzo, è sempre più diffuso, aiuta anche i genitori. Te capì? Il vaccino spray, guarda il bambino che viene vaccinato e non muore mica. Ma chi ha detto che devono tutti morire? Ogni tanto capita o ti viene un cancrino o una cardiopatia, ma solo a noi vecchietti. Il vaccino spray a 6 anni glielo metti nel nasino, ok? Una bella novità. E c'è l'intervista a Burioni per la vostra felicità, d'altronde è molto richiesto, diciamo così protegge meglio e convinciamo gli scettici. Io devo dire, non me lo farei un vaccinino al naso e mica al naso. La stampa, il governo sbanda, ira di Meloni, via la commissione von der Leyen con una mini maggioranza, Musk attacca l'Unione Europea. L'analisi di Serena Sileoni, Ursula, la centratrice che non ha autonomia. E poi sto guardando cosa ci può interessare oggi. Oh mamma mia, c'è il dibattito con Fabrizia Giuliani se il patriarcato vive e lotta contro di noi. Il patriarcato, nuovamente patriarcato, giro pagina. Dai Berlusconi allo Ius Scholae, rabbia Meloni contro Tajani. Ora rispondo colpo su colpo. Siamo a pagina 3 del quotidiano La Stampa. Ora rispondo colpo su colpo. Guarda la Meloni come è arrabbiata con Tajani.
con Tajani. Cosa direste a Tajani se lo incontraste per strada? 340 6709 659. È un retroscena di Ilario Lombardo e Francesco Livo, ma il sospetto è che Forza Italia si stia spostando sempre più a sinistra, e a scriverlo è il quotidiano La Stampa. Tan da da dan. Flavia Perina, la partita avvelenata dei due vice premier litiganti. L'ultima zuffa è il logico approdo degli screzi che si moltiplicano da mesi. Il cambio di passo di Meloni ha tolto agli alleati il ruolo che immaginavano. Pagina 4 del quotidiano La Stampa. Ugo Magri fa il suo punto, Mattarella e il richiamo al confronto tra istituzioni, ma poi lo scontro sul patriarcato. Sfuma il testo unitario sulla violenza, passa la mozione del centrodestra, il PD dice negazionisti. Niente mozione unitaria, scrive Alessandro Di Matteo, nemmeno il voto in Parlamento contro la violenza sulle donne riesce a imporre una tregua tra maggioranza e opposizione. Dopo le trattative delle scorse settimane la questione si era complicata con le parole sul patriarcato del ministro Valditara e della stessa premier Meloni, le frasi degli stessi sono disturbi in rete degli scorsi giorni che di fatto negavano che ci fosse ancora un problema di questo tipo in Italia, una provocazione per le minoranze in Parlamento, che hanno quindi deciso di non sottoscrivere un documento comune. Alla fine, tra le polemiche, passa il testo del centrodestra. Vabbè, scusami, se non fate un documento comune è logico che c'è il centrodestra che vince. Mamma mia, vi devo insegnare tutto. Avanti con le notizie. Dove siamo? Siamo ancora sul quotidiano La Stampa, perché ci sta Europa, la ripartenza di Ursula, maggioranza risicata e scambi di alleati in corsa. Bello il titolo, molto alla sinistra, c'è quel quotidiano di sinistra che si chiama Il Manifesto, che è un maestro. Il titolo del quotidiano La Stampa a pagina 7 è A capofitto. Il neopresidente dovrà riformare i fondi europei e strappare la proroga del PNRR. Ogni mia energia per l'Europa, mica per l'Italia. Attento a come parli, capofitto. Meloni si terrà le sue deleghe, ma serve un ministro per l'Unione. Alessandro Barbera scrive tutto ciò sul quotidiano La Stampa, che è tutto un festeggiare europeo. Scrive anche: l'Europa se destra, ma questi magheggi, ragazzi miei, come si incacchieranno quelli del giornale di sinistra, Il Manifesto. L'Europa se destra. Von der Leyen ha scelto di plasmare la commissione sulla base degli equilibri politici al tavolo dei 27 governi più conservatori al Parlamento UE. Il PPE è pronto a votare insieme ai sovranisti. Questo ed altro sulla Stampa. Ci fermiamo con il Qui Parlamento, ma attenti, è una minaccia. Tra poco torno e leggo i vostri WhatsApp. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Dobbiamo combattere il patriarcato ovunque sopravviva davvero, ovvero nelle enclave religiose e culturali che all'interno della società occidentale ospitano famiglie davvero patriarcali, come quella di Saman Abbas. I dati del Ministero dell'Interno sulle vittime di reati gravissimi, come la costrizione al matrimonio, lo stupro di gruppo, la violenza sessuale, mostrano con grande nettezza che le ragazze straniere corrono rischi enormemente maggiori di quelli delle ragazze italiane. Colleghe e colleghi del PD, colleghe e colleghi di AVS, colleghe e colleghi dei 5 Stelle, chi ha detto queste parole? Il vice premier Salvini? Il ministro Valditara? La premier Meloni? No, il professor Luca Ricolfi, sociologo, editorialista, collaboratore della Stampa, di Repubblica, del Messaggero, non certo figura invisa alla sinistra. E allora, colleghe e colleghi di sinistra, perché avete strumentalizzato le stesse identiche parole di Valditara e di Salvini? Ve lo dico io perché.
perché voi siete gli ipocriti, voi siete gli strumentali, voi avete trovato la scusa per non dare prova di maturità oggi in quest'Aula e fare mozione unitaria su una battaglia che dovrebbe unirci tutti. Noi di maggioranza abbiamo proposto invece sì una mozione unitaria che si ispira ovviamente alla giornata trascorsa del 25 novembre, la giornata internazionale della lotta alla violenza sulle donne, ed è una mozione che da una parte rappresenta anche quanto già stato fatto dal governo e dal Parlamento in quest'Aula. Sono state fatte cose importanti, in un decennio sono state fatte leggi esemplari, dal codice rosso che ha introdotto dei reati specifici, dei criteri di prevenzione, dalla legge 24 novembre 2023 del numero 168 che ha aumentato, ha migliorato queste azioni preventive, e ancora la legge 8 settembre 2023 122 che è intervenuta per esplicitare la revocazione dell'assegnazione delle indagini in caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di informazioni della persona offesa da parte del magistrato. E noi siamo orgogliosi di dire che praticamente tutte queste leggi sono state volute, ispirate, guidate dalla Lega Salvini Premier. I dati tuttavia sono ancora estremamente gravi. Nel 2024 da gennaio a giugno abbiamo avuto 2.923 violenze sessuali, di cui il 91% a carico di donne. E naturalmente questi dati sono anche parziali, perché non sempre le donne denunciano per ragioni economiche o per paure o per vergogna, anche se le denunce sono aumentate. E questo è insignificativo, vuol dire che il governo e il Parlamento sono su un'ottima strada. Però è chiaro, è ovvio, anche se noi riteniamo che sia un po' limitativo quando si parla di parità, parlare sempre e solo di violenza della donna, perché così la donna viene sempre solo descritta come soggetto fragile, da proteggere, mentre noi crediamo che si debba far leva anche sulla parte economica, sull'emancipazione femminile, ma è ovvio che la parte della violenza sia una parte che intacca la parità uomo-donna. E allora noi in questa mozione abbiamo chiesto che si enfatizzassero dei punti nuovi, per esempio quello dell'eliminazione della vittimizzazione secondaria, le donne devono essere credute da subito nei processi, per esempio quello di adottare iniziative per precludere la concessione all'autore di condotte di violenza domestica della misura cautelare del divieto di avvicinamento quando questo aguzzino sia già stato condannato per il reato di evasione o di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, per esempio per adottare delle iniziative perché la donna vittima di violenza sia informata dello stato del procedimento penale nei confronti del suo aguzzino. E tuttavia tutte queste azioni, tutti questi impegni, tutte queste leggi non hanno valore se non vengono ben attuate. E noi siamo convinti che la legislazione sia già una legislazione ottima, non lo diciamo noi, lo dicono a livello europeo, ma purtroppo è parzialmente ben attuata. Non è ammissibile, colleghi e colleghe, che nel 2024 ci sia una ragazza di 25 anni costretta a fare un video su TikTok per lamentare il fatto che suo aguzzino, un ex fidanzato che la vessava da 5 anni, dal giudice non è stato sbattuto in galera, è stato mandato ai domiciliari. E da questi domiciliari è evaso, e che questa ragazza sia costretta a mandare il messaggio in rete, ma così è inutile denunciare. Non è possibile, colleghi e colleghi, che ci siano delle sentenze che dicono che un soggetto di origine bengalese va capito se picchia la moglie, perché sta nell'area della sua cultura. Non è ammissibile nel 2024, colleghe e colleghi, che ci siano delle sentenze di giudici che dicono che se la porta del bagno pubblico era leggermente aperta, questa può essere un esimente allo stupratore, perché ha indotto in qualche modo il soggetto a ritenere che c'era un'accettazione dell'atto sessuale. Non è ammissibile, colleghi e colleghe, che nel 2024 siamo a contare i secondi, 30, 28, 32, per decidere se il palpeggiamento a una donna è o non è violenza sessuale. Come Lega abbiamo voluto poi introdurre un punto specifico che viene così anche dal frutto del lavoro delle colleghe dell'Affari Sociali, penso alla collega Loizzo, relativo alle droghe dello stupro. Noi abbiamo chiesto che nella mozione ci fossero dei punti precisi, perché questa è una piaga nella piaga. Oggi abbiamo delle situazioni di violenza sessuale determinato anche dall'utilizzo di queste droghe, e sottolineo indipendentemente dal fatto che la droga sia stata assunta volontariamente o indotta subdolamente dall'aguzzino.
Queste droghe comportano dei problemi di rilevazione nel corpo della vittima, devono essere rilevate immediatamente, la campionatura è difficile, la conservazione dei campioni è difficile. Quindi noi abbiamo chiesto che in questa mozione ci sia da una parte un aggiornamento dell'elenco di queste droghe che sono sempre mutevoli e dall'altra una collaborazione con le aziende ospedaliere che già stanno facendo i cosiddetti codice rosa perché ci siano dei protocolli seri per cui immediatamente possano essere rilevate. Abbiamo chiesto la formazione ovviamente degli operatori sanitari, abbiamo chiesto la formazione delle forze dell'ordine e poi abbiamo chiesto, sì, con le Ascari, noi abbiamo chiesto e ribadiamo che ci sia l'educazione al rispetto delle donne nelle scuole e non capiamo perché voi di sinistra siate contrari. Nell'ambito dell'educazione civica ai nostri figli oggi giustamente si insegna a fare la differenziata, a distinguere la plastica dal vetro, imparare l'economia, come si apre un conto corrente e siete contrari che si insegni alle bambine che devono rifiutare ogni stereotipo? Siete contrari che si insegni ai bambini che una donna non può essere posseduta? E perché siete contrari? Perché non volete fermarmi lì, perché volete agganciarlo all'educazione sessuale, perché volete parlare di altro. E noi abbiamo una proposta di legge in questo senso e abbiamo chiesto anche in questa mozione che si vada avanti su questo. Noi siamo convinti anche che si debba far leva sulla parte economica. In questa mozione abbiamo sottolineato la contentezza, l'orgoglio della Lega nel vedere che questo è il primo governo che di fatto fa un'operazione seria sui congedi parentali volontari, perché noi crediamo che quel dato che oggi è lì per tutti noi di aumento dell'occupazione femminile sia anche dovuto a tutte queste iniziative governative nella conciliazione madre-lavoratrice. E siamo contenti e speriamo anche che anche in questo la sinistra voglia in qualche modo supportare l'iniziativa. Invece di continuare a dire che non vi basta mai, ci piacerebbe, l'abbiamo chiesto nella mozione, che ci fossero delle campagne di sensibilizzazione per far conoscere alle famiglie la possibilità per i padri di accedere a questi congedi parentali. Insomma, colleghi, noi abbiamo fatto di nuovo l'ennesima mozione paritaria relativa alle politiche di genere. Abbiamo fatto dei grandi miglioramenti anche in queste mozioni, che negli anni sono passate da dei contenuti così, diciamo, un po' di principio, a enunciare bene degli obiettivi. E poi abbiamo fatto un passo ulteriore, che anche in questa mozione si vede. Abbiamo enunciato le cosiddette coperture. Abbiamo iniziato a metterci veri soldi, anche grazie al PNRR. Manca una cosa che spero vogliamo fare tutti insieme come maggioranza nei prossimi anni, iniziare a scrivere delle scadenze, iniziare a dire noi vogliamo la parità salariale entro il e vogliamo 0 femminicidi entro una data precisa e dobbiamo fare presto e dobbiamo essere ambiziosi. Concludo, Presidente. Noi voteremo ovviamente fieramente la mozione di maggioranza, valuteremo il voto nei punti delle mozioni di opposizione, ma una cosa la vogliamo chiarire, perché in questi giorni abbiamo sentito grande dibattito e strumentalizzazione su questi temi. Noi non siamo convinti che l'ascesa e la liberazione della donna passi per la caduta degli uomini. Noi non siamo quelli del tutti gli uomini sono violenti, noi siamo quelli del non tutti gli uomini sono così, perché crediamo che questa battaglia vada fatta con gli uomini, perché gli uomini non soltanto devono difenderci in quanto soggetti fragili, ma devono individuare e arginare gli uomini potenzialmente violenti. Gli assistenti, per favore, grazie onorevole Ravitto. Qui Parlamento. Mando un fortissimo abbraccio a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Vi ringrazio per aver scelto la mia canzone e oggi ascolteremo Stella bianca nel blu, e appunto un brano che è contenuto nel mio secondo EP di inediti dal titolo Luce ribelle dell'alba. E io sono Greta Cominelli e potete ascoltare la mia musica su tutte le piattaforme digitali. Stella bianca nel blu parla di emancipazione femminile e mi sono lasciata ispirare in modo particolare dalla Belle Époque, dalla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, periodo nel quale i primi movimenti femministi si facevano davvero sentire, e ho portato una mia riflessione in musica rispetto a quanta lotta è stata fatta in precedenza e quanta ancora ne possiamo fare, ne dobbiamo fare. Un bacione a tutti. Grazie. Ciao ciao.
I complimenti da parte nostra e anche della regia con Davide a Greta Cominelli. Stella bianca nel blu, nuovissima canzone come nuovissimo l'album. Lei arriva da Brescia, cantante, attrice, performer, musica pop dalle variegate influenze stilistiche anche un po' vintage. Il bel canto all'italiana, quello che tanto vi manca se ascoltate le solite radio blasonate. È chiaro che qui su Radio Libertà trovate la musica che non c'è e quella soprattutto che non paga. Ma magari ci fate voi un 5 euro sul conto corrente postale 37671294. Buongiorno da Sammy Varin. Oggi reclamo proprio i soldi, è che si avvicina il Natale, la 13ª, queste belle cose, un sostegno alla radio più stracciona del mondo, ma che dice cose che sugli altri canali nessuno dice. Io lo farei, poi ditemi voi. Sto per aprire le linee, ma prima ancora qualche titolo, ragazzi, perché qui poi questi sono i titoli belli che vanno anche sul sito Radio Libertà, che è anche un sito internet di controinformazione, e ci sono i giornali secondo Sammy Varin. E secondo Sammy Varin il quotidiano La Verità oggi apre bene. Senti qua. I disordini del corvetto non svegliano la sinistra. Sala apre un centro per migranti e sulla rivolta incolpa la destra. Da anni raccontiamo dei pericolosi ghetti dove si intrecciano stranieri, degrado, case occupate e criminalità. La risposta è sempre stata il vuoto ritornello: ci vuole più integrazione. Così ora ci ritroviamo con le banlieue. Oggi La Verità è assolutamente da comprare, anche perché c'è l'intervista con Matteo Salvini. Non voglio litigare con Tajani, ma gli ricordo che ci hanno eletto per abbassare le tasse, ok? E in retroscena di Repubblica, ve lo prendo dal sito elettronico, Meloni e Tajani alla resa dei conti, scrive così oggi Repubblica: abbassa i toni, gli ha detto la Meloni a Tajani, e lui avrebbe risposto: così perdo la faccia. Cosa direste a Tajani se lo incontraste per strada? La domanda di Sammy Varin a voi ascoltatori attenti è: ma è Tajani quello lì? Uno che gli assomiglia, attenti a non sbagliare persona, ok? 340-6709-659. Fatemi sapere cosa direste a Tajani se lo incontraste per strada. Ma siamo ancora sulla Verità. Boom di giovani depressi, Maltara solve il lockdown, scrive Alessandro Rico. Forza Italia sta con il PD, la maggioranza va sotto sul taglio del canone Rai, scrive Carlo Tarallo. E ancora, pochi voti, tante zuffe, l'Ursula bis nasce zoppa. Sì, risicatissimo, appena il 51% dell'Europarlamento la nuova commissione, rischio paralisi politica. E ricordate che la Lega non ha votato l'Ursula. La BCE in pezzi sul taglio dei tassi, per i tedeschi sarebbe imprudente, e speriamo che taglino ancora un attimino, perché i nostri mutui sono sempre pesanti. Soldi ai partiti, l'autogol da manuale della casta. Sul finanziamento pubblico si può discutere, non fare emendamenti. Gherminella. Scrive Del Debbio: Sergio Mattarella ha firmato il blitz con cui i partiti hanno provato con un emendamento a quasi raddoppiarsi i finanziamenti pubblici. Sul merito si può discutere, ma serve un dibattito pubblico e non furbate alle spalle dell'opinione pubblica. In questo modo la politica si allontana ancora di più ai cittadini. Bravo Del Debbio, l'ho detto proprio anch'io ieri. Ho detto: ma scusa, ci potevano avvisare almeno? Che ne dite? 340-6709-659, ragazzi. Siete voi i nostri editorialisti, anche se vi ricordo alle 9:30 arriva il direttore Sallusti e poi oggi c'è il Feltri, il Bamba di Feltri. A chi andrà il Bamba della settimana? Qualche nome ce lo avrei.
Siamo all'interno della verità e oggi è da comprare soprattutto perché si ritorna sull'argomento immigrati e soprattutto su quello che gli immigrati fanno nelle grandi città, perché tanto non li puniamo. È clandestino lo slavo che ha scatenato l'inferno al Corvetto, si scrive a pagina 2 della Verità. Atteso dal GIP il montenegrino che guidava gli assalti, il padre di Rami no alla vendetta. Oggi arriva pure Piantedosi e non c'è tra i titoli, però ricordiamo che tra gli indagati c'è anche il carabiniere che inseguiva i ragazzi. E questa è una roba che ha fatto girare un po' le balle. Dovuto questa cosa. Quando dicono dovuto vuol dire che non si poteva fare a meno. Mai dire banlieue, la sinistra nega e senza volerlo rivaluta il ventennio. E Sala che è arrivato ieri a Milano, Sala si sveglia con la città in fiamme, corre a ripari incolpando la destra, ma soprattutto apre un megacentro migranti fuori dalla ZTL. Beppe Sala ha inaugurato una nuova struttura da 2000 metri quadrati dietro la stazione centrale. Diventerà il passaggio obbligato per tutti gli extracomunitari che vagano per il comune. Questa la risposta del comune di Milano. Che ne pensate? 340 6709 659. L'intervista a Matteo Salvini, oggi sulla Verità, pagina 9. Landini scala la sinistra sulla nostra pelle. Parole sante, domani c'è lo sciopero generale che Salvini è riuscito a ridurre, però la CGIL fa politica. Con la precettazione di domani ho garantito il diritto alla mobilità agli italiani che sono ormai ostaggio degli scioperi. Non litigo con Tajani sul canone, ma siamo al governo per tagliare le tasse. Unicredit sul banco? Occhio a Padoan. La stessa sigla è morbida contro PD, Gedi, Stellantis, un doppiopesismo che nuoce al paese. Piazza Gaia Aulenti, istituto straniero, i fondi italiani rappresentano solo l'8% delle azioni. Oggi non uscite di casa se non mi promettete che acquistate il quotidiano La Verità. Vengo a controllare. E poi la bella notizia, Monza, Gran Premio a Monza, c'è il rinnovo, accordo fino al 2031 per fare il Gran Premio a Monza. Calderoli, una vittoria di squadra, ma soprattutto una vittoria per voi della Lega che ci avete sempre creduto. Su Libero, l'effetto banlieue, la sinistra coccola. Chi brucia Milano? Il PD chiede verità per il ragazzo morto nella fuga, invoca comprensione per gli immigrati in rivolta. Sala attacca la destra. Mentre Salvini parla del caso Rai al convegno di Libero, nessun problema nella maggioranza. Andiamo avanti con le riforme. Libero merita anche quest'oggi per l'editoriale di Daniele Capezzone. Allarme periferie, il vero razzista è chi giustifica queste violenze. All'interno di Libero, ragazzi, c'è da sbizzarrirsi. Scaramucce sul DL Fisco, Forza Italia si smarca sul canone Rai e il centrodestra bassotto. Salvini blinda il governo, avanti con le riforme al convegno di Libero. E ancora, signore e signori, al Corvetto gli elettori hanno già scaricato il PD. Viaggio nelle strade delle violenze. È spuntato anche il video dell'inseguimento inserito agli atti dell'inchiesta. Senaldi, un bel paginone che parla della zona dormitorio costruita negli anni 70 per gli operai, oggi divenuta un quartiere multirazziale e multireddito. Alle ultime elezioni, boom del centrodestra in questa zona. L'avreste mai detto? Punto di domanda. Qui Sammy Varin e arrivano i complimenti alla Ravetto per l'intervento sul patriarcato, le risposte appropriate date alla sinistra. Laura Ravetto c'è ogni lunedì alle 15 su queste frequenze, la sua trasmissione non manca mai.
Vado con un po' di WhatsApp intanto che apro le linee. Dai, un quarto d'ora con le vostre voci. 0292947222 e intanto i WhatsApp. Pier Silvio Berlinguer, Elli Tajani. Povero Silvio, scrive Silvio da Torino. Non si abbassa una tassa e poi la si rialza. Grande cazzata Tajani e governo. Ai ai ai. Ha ragione Salvini a incazzarsi. Caro Semmi, se tu incontrassi la Melona, che come ti predissi tempo fa è una venduta politicamente all'ennesima potenza, chi ha votato ieri con il PD e Forza Italia la serva della NATO von der Leyen, la quale ha detto di continuare a mettere in atto le ricette mortali del drago del Britannia e quelle di oltreoceano, NATO docet, guerra per procura in Ucraina, insieme ad altri integerrimi quirinalizi e non, se non si ritrova la dignità e la coerenza politica che ci distingueva dagli altri cialtroni, dalla brutta politica, non andremo da nessuna parte, continueremo a perdere consensi e si ingrosserà la platea dell'astensione al voto. Già il 50% non va più a votare. Cosa dice Salvini? Va tutto bene? Ci scrive Gianni. Il problema vero in Forza Italia non è chiamarsi Tajani, ma arriva da chi tiene i cordoni della borsa, la famiglia. Sarebbero addosso a chiunque altro a fargli dire qualunque cosa, ci scrive Mauro. Cosa direi a Tajani se lo incontrassi per strada? A Tajà, vada via i ciap. 0292947222. Si scherza chiaramente nella rassegna stampa di Sammy Varin. Siamo qui per sdrammatizzare, per strapparvi un sorriso, ma anche 5 euro se andate in posta, conto corrente postale ai 37671294 per dare il buon Natale anche a noi tristi giornalisti di Radio Libertà. Chi è che è triste? Sentiamo le vostre voci. Pronto? Salam alaikum ad Ahmed Al-Tajani e ciao. Buongiorno. E ciao a te, sono Nando di Pioltello. Ciao. Facciamo rumore, Sammy. Facciamo rumore. Ecco, l'ho già sentita. Te ne butto le una. Dato che l'amministrazione comunale di Beppe Sala e dei Sinistrati non è in grado di controllare Milano, in particolare il Corvetto, ma non solo quello, come l'amministrazione comunale di Caivano non era in grado di amministrare Caivano, commissariamo Milano, deponiamo Beppe Sala e facciamo venire un commissario che gestisca il Corvetto, che bonifichi il Corvetto come Netanyahu sta bonificando Gaza. Che ne dici? Ciao. Cavolo, che schiaffo in faccia al sindaco di Milano. Poi domani farò anche questa domanda: cosa direste se incontraste per strada il sindaco di Milano? Anche come imprecazione, no? Scherziamo sempre, ragazzi. 3406709659659, i vostri WhatsApp, quelli che non leggo adesso li leggo poi alle 11, li sentite in replica questa sera dalle 20 alle 21. Sentiamo le vostre voci. Pronto? Buongiorno signor Semmi Lisetta. Hola. Allora, prima cosa, auguri per il signor Invernizzi che è di Bergamo, bergamasco, comunque per la segreteria del prossimo 15 dicembre della Lega. Auguri. Auguri ancora da Lisa. Seconda cosa, grazie, volevo ringraziare il ministro Salvini, il nostro ministro Salvini naturalmente, per la intercettazione dello sciopero di domani. Signor Semmi, ma i sindacati disgraziati impugnano la precettazione e perciò Salvini se la deve sbrigare con il TAR. Che ne dite, ascoltatori dei sindacati che abbiamo in Italia? Tutto qua, io lo saluto e buona giornata. Brava Lisetta, che ne dite? Ha lanciato lei proprio la provocazione. Potete rispondere inviando un WhatsApp, anche video o audio, al 340 6709 659. Direi, se incontrassi Tajani per strada, mediocre giornalista era, mediocre ministro rimane, ci scrive Paolo Collenghi. Pronto? Ciao Sammy. Quella. Paolo Varese. Ciao. Allora, vabbè, meglio che io non mi esprima per quanto riguarda Tajani, perché non si può dire in radio. Ecco. Allora, io volevo fare due osservazioni. La prima, tutti questi comunisti ben pensanti che sono pro immigrazione, pro tutto, bisogna capire alla base che cosa c'è.
Allora ci sarà una piccola parte dove hanno veramente una sorta di deviazione mentale e va bene, allora solidarietà qui tutto, ma dall'altra parte invece sono un discorso puramente economico di interessi, cioè mentre prima il sinistroide si diceva che era contro il padrone, contro il capitalismo e così via, alla fine poi si è rivelato che i capitalisti erano quelli di sinistra, il popolo non li vota più e allora stanno andando a cercare i voti. E dove li trovano i voti? Attraverso i nuovi immigrati che arrivano, i nuovi extracomunitari, e di conseguenza li vedono soltanto in loro un grande investimento nel futuro per acquisire voti, perché chi vuole un'Italia piena di gente che delinque e va contro quello che è la nostra cultura. L'altra cosa, lasciate lavorare Salvini, che alla fine, alla lunga, se tiriamo le somme, aveva sempre ragione lui, ci ha visto lungo su tante cose e poi non si può non votare Salvini. Se uno non lo vota, non gli dà la forza per ottenere dei risultati e dopo ci si lamenta che non ottiene i risultati. Ma cominciate a dargli i voti, non andate a destra manca, Forza Italia o Meloni, e poi alla fine rimanete tutti delusi. Date forza a Salvini. Ciao, Grazie ciao. caro, e il tuo discorso lo stanno facendo in molti con i WhatsApp al 340 6709 659. Alla fine ha sempre ragione la Lega, e il problema è che la ragione dei fessi, ci facciamo sempre la figura dei fessi, ma potevamo dire ve lo avevamo detto. È vero? Buongiorno, io gli direi non guarderò più Mediaset, mi scrive Mary, se incontrasse Tajani per strada. Tajani venduto ai Berluscones, non vuole rinunciare alle apparizioni su Mediaset, una sera sì e una no. Certo che secondo me Tajani tira la volata alle televisioni di Mediaset, le quali si fanno forti di non prendere il canone, anche se ci frantunano i maroni con spot e trasmissioni prettamente commerciali. Bravo Marco da Cassano Magnago, Marco Saporiti, ci vediamo al congresso questo sabato per votare i delegati che il 15 di dicembre potranno votare il nuovo capo della Lega Lombarda. Certo, io ti ho detto la battuta ieri, ho detto il canone a Mediaset lo stiamo pagando, sono quei 20 euro di aumento affinché non perda la torta pubblicitaria che la Rai aumenterebbe se, avete capito, santa polenta taragna per tutti. 0292947222, dai, più veloce, entra in diretta e dice quello che vuole. Pronto? Pronto? Quella. Ciao Sammy, telefono da Como. Ciao. Niente, allora, una considerazione. Il signor Mattarella dice che ci vogliono più immigranti perché ci stanno facendo chiudere le attività artigianali e vogliono gli extracomunitari per riaprirle. Ecco, una cosa. La seconda cosa, della famiglia Berlusconi ha sempre, da Berlusconi prima, adesso gli eredi, con la sinistra sono sempre andati d'accordo, perché Berlusconi non ha mai cambiato il potere alla sinistra, andava sul governo ma il potere alle varie commissioni, ai vari rappresentanti di cosa, ha sempre lasciato quelli della sinistra. Dunque Tajani è un groppino di Berlusconi, è sempre stato così la Forza Italia, è sempre stato così e non c'è niente da fare. E riguardo la Presidente europea, che continuano a dire che bisogna aiutare l'Ucraina, vogliono far scoppiare una bella guerra, perché se mandano i militari francesi e inglesi già ci sono, perché già ci sono, non ufficialmente ma già ci sono, no? E sarà da ridere dopo andremo in giro a fare i coglioni, comandati da Landini, perché Landini non tutela più i lavoratori ma tutela il padronato. Grazie, mamma mia, mi hai fatto saltare sulla comandati da Landini, mamma mia, mi ha rovinato la giornata, non riesco più a proseguire. Ancora una chiamata, pronto? Pronto Sammy? Uè. Buongiorno caro. Prego. Senti, per tagliare l'erba ai Landini vari, ai sindacati vari,
io l'ho detto 1000 volte a questa radio, Sammy, fatene portatore tu con qualche onorevole che conosci. Bisogna fare una riforma di tipo tedesco, l'economia sociale di mercato, cioè la cogestione delle aziende. I sindacati in Germania siedono nel consiglio d'amministrazione delle grandi aziende. Perché c'è la pace sociale? In Germania c'è uno sciopero ogni 20 anni, non tutti i giorni. Perché se noi responsabilizziamo i lavoratori, va bene, come fanno in Germania, il modello renano, va bene? Noi praticamente portiamo una collaborazione tra capitale e lavoro, non ci sarebbe più la lotta di classe. La Lega dovrebbe fare questa riforma, la cogestione nelle aziende. Questa è la prima riforma che ho detto che da questa legislatura che deve fare, proprio per tagliare l'erba sotto i piedi ai scioperi politici. Non ci sarebbero più questi tipi. I lavoratori siedono nei consigli d'azienda, nei consigli d'azienda. Come in Germania i sindacati hanno la responsabilità della direzione di un'azienda e c'è la pace sociale. Grazie, pace sociale a voi. Ciao Sammy, se incontro Tajani gli faccio i complimenti per l'acume che ha nel leccare il culo a chi lo ha messo lì, politicamente of course, e per il nulla che ha dimostrato quando ci rappresentava in Europa. A me, se abbassassero anche di €1 il canone Rai, farebbe un immenso piacere. Forse tanti pseudo-giornalisti, opinionisti del Menga, chiacchieroni a ruota libera, potrebbero rendersi conto che le frottole potrebbero andare a raccontarle a casa loro. Non ho capito cosa va in tasca la mummia Tajani, anzi lo so benissimo. Solo da quando tu fai la rassegna stampa mi viene da messaggiare: non cambiare, resisti ogni giorno un sorriso. Grazie. Mi sono guadagnato un posto in paradiso, o semplicemente di là in redazione tra 5 minuti c'è l'ultima telefonata. Pronto? Buongiorno Sammy. Ciao. Sono Pietro dalla Val Camonica. Uè. Complimenti per la rassegna stampa. Sì. Ritornando al canone, è una pura manovra commerciale, perché se tu abbassi il canone alla Rai, quello che perde lo deve fare pubblicità, quindi porti via il mercato a Mediaset. Gli italiani non hanno fatto altro che fare questo. Io l'ho detto. Ciao Sammy, complimenti. Bravo, l'ho detto anch'io. Stiamo pagando il canone anche a Mediaset. Ursulula, Meloni Ululi, bellissimo, questo è proprio, sarebbe da fare un titolo, io lo dico di là in redazione, Beppe, sul sito radiolibertà.net, Ursulula, Meloni Ululi, è stupendo questo, ragazzi, ancora dai, no, sono drogato di WhatsApp, non riesco più a fermarmi, no, Tajani rompe le scatole alla Lega, e allora questa stregua cosa ci stiamo a fare in questa maggioranza, dove ci negano sia l'autonomia e adesso anche la diminuzione del canone, cosa che quasi non lo fa nemmeno l'opposizione. Però voglio evidenziare che il Ducetto Tajani ha immediatamente rimbrottato Salvini per una presunta invasione di campo. Abbasso il pretestuoso. Ma caro Sammy, non bisogna fare sempre dell'umorismo, altrimenti non siamo presi come persone serie. Tu sei forte, però dall'altra parte della barricata probabilmente ci giudicano poco seri. Vero, dovrei essere, signore e signori, buongiorno, dovrei essere più serio, me lo dice anche mia moglie. Io obbligherei Tajani a finanziare Radio Libertà. Roberto dalla Brianza, ti amo. Conto corrente postale, questo io lo direi a Tajani se lo incontrassi per strada. Conto corrente postale 37671294, oppure vai sul sito Radio Libertà e clicca sostienici, bastano €5. Siete in 500 almeno che potreste farlo in questo momento, sarebbero soldi per la nostra redazione, per pagare la bolletta alla fine del mese. Buona la notizia di Bolzano sulla violenza, per niente. Ora espelliamo Mattarella che sta violentando l'Italia da sempre. Chiaramente le nostre riverenze al Presidente della Repubblica, questa non è una rassegna stampa, non so cosa sia, ma grazie per averci seguito. Sammy Varin si ferma, c'è l'editoriale di Sallusti, poi attenzione perché arriva anche Feltri con il Bamba della settimana, poi Giulio Cainarca al suo Auto da Fè. Io ritorno alle ore 11, vi aspetto. Avete ascoltato la rassegna stampa.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. So many years gone, still I remember. How did I ever let my heart believe in one who never gave enough?